È stato smontato oggi a Favara l'ecopunto di raccolta per la differenziazione dei rifiuti di Piazzale Giochi Olimpici. L'operazione, voluta dall'amministrazione comunale ed in accordo con la società d'ambito GESA G2, si è resa necessaria per consentire sul luogo l'installazione del Luna Park che annualmente arriva in città in occasione della fiera. Oltre agli operai ed ai volontari della Protezione Civile, questa mattina nello spiazzo antistante lo stadio comunale Bruccoleri erano presenti anche gli assessori Giusy Nobile e Geronoto Millefiori, rispettivamente con deleghe alle attività produttive e al territorio ed ambiente. A 6 giorni dall'inizio della fiera cominciano a vedersi i lavori che l'amministrazione sta compiendo per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Sì, l'amministrazione comunale, di concerto con i componenti della commissione fiera, abbiamo ritenuto opportuno provvedere allo spostamento dell'ecopunto. Si tratta appunto di uno spostamento perché l'ecopunto è stato un successo per la popolazione. È stato necessario provvedere a questo spostamento anche perché, considerato che la fiera di ottobre avrà inizio il 22 fino al 26, poi successivamente ci sarà la commemorazione dei defunti, quindi questo spazio in un primo momento utile per la collocazione delle giostre dei giochi e poi successivamente per un eventuale posteggio considerato alla festa della commemorazione dei defunti, era una decisione che doveva essere presa. L'ecopunto sarà momentaneamente collocato in via Maranello all'interno degli spazi pubblici adiacenti alla Villa Ambrosini. La scelta del sito fatta dall'amministrazione non è stata casuale, in quanto nei mesi scorsi un sopralluogo di tecnici sia del comune che della GESA, alla presenza tra l'altro del sindaco Russello e della commissione consiliare a ramo, aveva deciso che lo spazio di via Maranello era idoneo ad ospitare un punto di raccolta. Noi speriamo che già nella giornata tra lunedì e martedì il servizio possa essere riattivato e speriamo di farcela già nella giornata di lunedì in modo tale da recare il minor fastidio possibile ai cittadini e di garantire in ogni caso il servizio. E anzi si procederà al rafforzamento di questa iniziativa con la creazione di altri punti. Purtroppo devo dire che le difficoltà economiche nonché le lungaggini burocratiche non ci hanno consentito di attivare questo sito in tempo per la fiera di ottobre e poi per le ricorrenze dell'1 e del 2 novembre, però credo che con il minimo disagio siamo riusciti comunque a garantire da un lato la possibilità per i giostrai di svolgere la loro attività in piena serenità e garantire anche maggiore spazio in quella zona. Nello stesso tempo credo che con un paio di giorni di chiusura riusciremo a garantire comunque il servizio. Diciamo che la scelta di questo spazio non è stata fatta a caso, ma da dei sopralluoghi che abbiamo fatto tra i diversi siti ci siamo accorti che questo spazio purtroppo vive una situazione di degrado e di abbandono e quindi vale la pena investire su questo spazio riappropriandoci di esso e coniugare così il rispetto dell'ambiente con la riappropriazione degli spazi che servono per il tempo libero. Sin da subito ci metteremo d'accordo contatteremo anche le associazioni di volontariato e le altre associazioni che ci sono in città per organizzare delle iniziative congiunte alla realizzazione anche dell'isola ecologica.